tutti, oggi preparo i culurgiones classici. Gli ingredienti di cui ho bisogno per prepararli sono 1 chilo di semola rimacinata, mezzo litro d'acqua tiepida, questo per la sfoglia, mentre per il ripieno ho bisogno di 2 kg di patate, se sono quelle rosse è meglio, io in questo caso ho trovato solo quelle chiare, 3 etti di formaggi misti e sono un etto di parmigiano reggiano, un etto di pecorino fresco e un etto di pecorino stagionato. Dopo un cucchiaio di menta, una bella presa di sale e 2 spicchi d'aglio. E dopo servirà anche un po' di olio d'oliva per il ripieno. Inizio preparando la sfoglia. Allora verso l'acqua dentro la farina tutta, impasto e lavoro molto bene. Metto sulla spianatoia e lavoro bene. La sfoglia è pronta, metto da parte e preparo il ripieno. Ho iniziato a schiacciare le patate, le taglio a metà senza sbucciarle e porto direttamente dentro lo schiacciapatate, dopodiché la buccia rimarrà attaccata di qua. È un modo molto più veloce, eccolo qua. Dopo aver schiacciato tutte le patate, inizio ad aggiungere il resto degli ingredienti, quindi la menta, la presa di sale e inizio a grattugiare l'aglio. Uso questo attrezzino perché me lo grattugia molto finemente e lo preferisco. Aggiungo anche un po' di olio extravergine d'oliva. E per finire i formaggi. E inizio a impastare molto bene. Il motivo per cui si scelgono le patate rosse è perché comunque contengono meno acqua, altrimenti si possono utilizzare benissimo le patate bianche, ma quelle vecchie, perché comunque un po' di liquido l'hanno perso nel tempo. Tiro la sfoglia, taglio, un po' di farina perché non si attacchi l'impasto sulla spianatoia, sottiglio un pochino il pezzo con un mattarello prima di passare in sfogliatrice. Con un coppapasta da 8 cm di diametro ho preparato i dischi, adesso inizio a riempirli prima di chiuderli. Preparo delle palline abbastanza abbondanti che vado a mettere sui dischi e schiaccio un po'. Inizio a chiudere i culurgiones.
il primo. Preparo ancora le sfoglie, le tiro un po' con un mattarello, sfoglie tirate, ricomincio a tagliare i dischi. I culurgiones sono pronti. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale e a presto. Ciao ciao!